E siamo all'interno di uno dei capannoni dove da tempo si lavora per realizzare i carri allegorici del Carnevale di San Piero Patti. Tante persone, tanti volontari partecipano, lei rappresenta un'associazione che sta portando avanti questo progetto? Sì, infatti io rappresento la Proloco di Braidi, giusto come diceva lei, tante persone, tutta la comunità interessata in questo progetto, felice che tutti si sono uniti in questo passatempo, perché poi alla fine lo scopo l'abbiamo raggiunto, che è quello di trascorrere insieme delle serate e di fare il carnevale. Come rappresentante della Proloco non posso che essere veramente orgoglioso di questi ragazzi, sono molto contento. Ringrazio e approfitto anche le amministrazioni di Montalbano, di San Piero Patti, perché comunque l'appoggio è fondamentale in questi progetti, perché senza di loro queste cose verrebbero veramente molto difficili. Cosa avete realizzato? Abbiamo realizzato un carro a tema Peaky Blinders, che è una serie TV. Come a breve dovrà uscire la prossima stagione, abbiamo pensato di fare questo tema. È stata una pazzia, che a Braidi, diciamo, è il primo anno che si fa il carro, e gli altri anni si è fatto sempre il gruppo mascherato, e abbiamo provato a farlo. Speriamo che vada tutto bene. Avete iniziato già 2 mesi fa? Sì, abbiamo cominciato primi di gennaio all'incirca, sì. Ci saranno tante persone su questo carro? Sì, ci saranno tante persone, tutti i ragazzi di Braidi, anche delle frazioni, tipo Santa Maria, alcuni ragazzi sono aggiunti a noi. Avete curato tutto nei minimi particolari, il tuo ruolo qual è stato? A livello di scelta dei colori, dei personaggi, un po' la modellazione della cartapesta, la scelta appunto di tutti i dettagli del carro, sempre in concordanza con i ragazzi. A livello artistico, fra virgolette, il nostro Picasso in poche sì, parole. diciamo sì, ma sono molto bravi anche tutti gli altri ragazzi. Devo dire che tante figure, anche giovani, sono veramente in gamba per fare questo tipo di allestimento. L'auspicio è che la tradizione possa continuare, quindi proprio partendo dai giovani. Sì, e quest'anno in modo particolare abbiamo dato grande spazio ai giovani, e devo dire che ci hanno sorpreso, si sono impegnati molto tutte le sere fino a tarda notte, e siamo molto orgogliosi anche per la comunità come messaggio molto importante. Almeno in questi piccoli paesini abbiamo la scusa per uscire, andiamo al carro, facciamo qualcosa, e poi stiamo vedendo che i nostri sacrifici, guardando il carro, è una cosa bellissima. Giusto come diceva Andrea, siamo veramente orgogliosi dei ragazzi, perché lasciamo una sorta di testimone a questi giovani, e stanno veramente prendendo appieno quello che è questo progetto. L'invito è quello di prendere parte in particolare al Carnevalone, perché sarà il carnevale di tutto il circondario. Assolutamente sì, noi abbiamo sempre partecipato, anche se con gruppi minori, al Carnevalone a San Piero Patti. C'è una tradizione importante a San Piero Patti, ci siamo sempre andati anche privatamente per divertirci, e contentissimi che quest'anno rappresentiamo con un carro. E qui ti vediamo al lavoro. Intanto il tuo nome. Dario, Tu di cosa ti occupi? io occupo maggiormente della realizzazione delle parti in cartapesta. Qui cosa abbiamo? Cosa stai facendo in questo momento? Questo è un particolare che andrà sul cappello di uno sciatore. E stiamo assemblando gli ultimi pezzi pronti per completarli. A quale carro partecipi? Parlaci un po', ecco, ce l'abbiamo qui dietro alle tue spalle. Abbiamo vari pezzi qua pronti. Il carro di quest'anno sarà a Peschi. Ci siamo ispirati al tema delle feste in montagna, nelle baite in montagna, e prende il nome da Peschi. Il nome l'ha preso da Peschi perché abbiamo fatto delle opere in cartapesta su un'ape. Il tuo nome e qual è il tuo ruolo? Stefano, diciamo un tuttofare, di più mi occupo della parte tecnica di luci, audio, diciamo un supporto, contatto con la gente, con il coinvolgimento dei ragazzi, dei partecipanti, però un po' tuttofare. C'è tanto lavoro dietro? È abbastanza, diciamo è molto impegnativo, anche se quest'anno abbiamo fatto un tema un po' più ristretto per via di necessità nostra interna, però sempre il lavoro c'è abbastanza, poi arriviamo sempre lunghi, ma ce la facciamo, dai. Qual è la parte più impegnativa, la parte più difficile?
Ma si può dire tutta, dalla scelta del tema, diciamo, anche alla preparazione, a come impostare tutto, ai vestiti, perché abbiamo, diciamo, una buona organizzazione anche su questo, perché abbiamo una persona che si occupa di quello, una persona che si occupa della parte, diciamo, della creazione dei personaggi, della cartapesta, tutto, diciamo, dai minimi, dalla grande alla piccola cosa ai minimi dettagli, è importante tutto per noi. Da quanti anni dai il tuo contributo al Carnevale di San Piero Patti? Circa 10-15 anni come parte attiva, come partecipante da quando ero bambino, però da, diciamo, parte attiva da 10-15 anni. Molto sentito il Carnevale qui. A San Piero sì, diciamo, per noi è molto sentito e siamo molto, diciamo, orgogliosi di portare questo Carnevale ad alti livelli, diciamo, possiamo dirlo, perché negli ultimi anni ci siamo organizzati molto bene, abbiamo fatto delle strutture veramente importanti, noi e anche gli altri ragazzi. Tra di noi c'è una rivalità ma una grandissima collaborazione, rispetto, diciamo, il Carnevale non è solo la sfilata dei carri ma è anche la collaborazione durante la preparazione, perché si mangia, si scherza insieme. Poi è chiaro che quella piccola cosa durante la sfilata c'è e ci deve essere, però sempre con rispetto, perché l'importante è divertirsi e portare avanti il Carnevale San Pietrino, che per noi è importante. Qui siamo all'interno di questo capannone dove vengono realizzati anche altri carri, quindi si lavora tutti insieme, voi vedete anche cosa fanno gli altri gruppi. Sì, per me la parte più bella del carnevale la passiamo qua dentro, perché capita le serate che ci organizziamo, mangiamo insieme, poi nasce anche quella collaborazione, a volte un consiglio, ci manca qualcosa la sera, non sappiamo dove andarla a prendere, la arrangiamo qua tra di noi. Ci sono anche tanti giovani che prendono parte alla realizzazione dei carri? Sì, noi da 2 anni a questa parte con Dario Carmelo, che oggi non è qui presente ma è come se con noi perché sta facendo un'altra parte del carro che, diciamo, la allestiamo anche all'esterno per altri motivi, diciamo, di spazi. Stiamo coinvolgendo anche i ragazzi più piccoli, in modo che maestri come Dario e come i ragazzi Alessandro di là, Alessio, Giuseppe, Mattia, diciamo, coinvolgiamo anche i ragazzi su questa tecnica che noi vogliamo portare avanti, in modo tale che il Carnevale continui sempre in meglio San Pietino. Come avete imparato tu nello specifico? Iniziando da piccolini, sapevamo dove facevano i carri, andavamo là guardando e poi una volta ci siamo già iniziando 15 anni fa, ci siamo incimentati in questo, iniziando con le prime opere. E man mano di anno in anno fai esperienza, grazie anche ai consigli di più grandi che facevano già carri a San Piero. L'invito è quello di partecipare tutti al Carnevale di San Piero Patti, in particolare al Carnevalone, che è il carnevale di tutto il territorio. Carnevalone è una grande manifestazione che facciamo, se non erro, da 3 anni circa, forse anche di più. È veramente bellissimo e importante. Il Carnevalone per me, secondo me, è una manifestazione molto più sentita dell'altro, perché, diciamo, già passiamo la fase, diciamo, della domenica dove c'è quell'ansia, quella piccola cosa, poi quindi è tutto liscio, siamo più spensierati. L'ultimo giorno ci sono tanti, diciamo, paesi limitrofi che si aggiungono e per noi è veramente importante e ci fa onore, vuol dire che è stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti, dall'organizzazione, dal comune e da noi, diciamo, creatori di queste strutture. Quindi invitiamo tutti a San Piero Patti per il Carnevalone, ma anche negli altri giorni, perché c'è tanto da divertirsi e abbiamo tantissime sorprese quest'anno, soprattutto da farvi vedere. E avete lavorato tutta la notte, non vi siete fermati? Sì, è proprio così. Quando avete iniziato a lavorare? Da quanti mesi? 3 mesi, quasi 4. I vostri nomi e il vostro ruolo? Alessio, e facciamo un po' di tutto ciascuno. Alessandro, sì, siamo un po' tutto fare, ecco. Nella vita di tutti i giorni cosa fate? Avete una professione? Sì, io sono un operaio edile. Io falegname. E in questo caso vi occupate invece un po' di tutto, quindi realizzate anche il lavoro in cartapesta? Cartapesta, ferro, facciamo lavorazione in polistirolo, pittura, tutto. Ma quando avete imparato? Noi sarà il 7° anno che adesso facciamo carri. Prima erano un po' più piccoli, adesso man mano ci stiamo ingrandendo un po'.
E diciamo nel tempo ci sono state anche persone che ci hanno aiutate, dei maestri che ci hanno aiutato, e man mano abbiamo migliorato e diciamo abbiamo fatto qualcosa di più grande, ecco. Parlaci un po' del tema di questo carro. Qui vediamo alcuni personaggi che poi saranno tutti assemblati. Sì, dovremmo montarli tutti fuori perché all'interno non c'entriamo. Il tema è One Piece, è diciamo un cartone dei nostri tempi quando eravamo ragazzini e ci andava di farlo per molti ricordi. Quindi, nonostante ci troviamo all'interno di un capannone, non riuscite a assemblare tutto all'interno, bisognerà poi assemblarlo prima di partire. Sì, alcuni pezzi, soprattutto le teste dei personaggi principali, verranno assemblate fuori. Per un discorso, diciamo, noi scegliamo di lavorare così sia perché ci viene meglio modellare i personaggi, e sia perché anche, diciamo, lo spazio è limitato e quindi poi li andremo ad assemblare fuori. Ci saranno poi dei movimenti anche? Sì, ci saranno un paio di movimenti, sia sotto il carro che per tutti i personaggi, un movimento ciascuno l'abbiamo fatto. Tanto lavoro, quindi l'invito è quello di partecipare al Carnevale di San Piero Patti, in particolare al Gran Carnevalone che si terrà poi sabato prossimo. Sì, invitiamo tutti perché sarà una gran bella festa. Invitiamo tutti ricordo che quest'anno siamo Carnevale storico, quindi speriamo di essere all'altezza delle aspettative. Vi aspettiamo il sabato 21 per il Carnevalone. E qui ci troviamo in compagnia di Fabrizio. Serena. Ma voi cosa avete realizzato? Noi abbiamo realizzato la navicella del famoso cartone Futurama e siamo impegnati al massimo. Questo è il secondo anno per voi? Sì, è il secondo. Come nasce questa idea? Intanto, perché avete deciso di partecipare? Perché intanto ci piace tantissimo il carnevale, quindi è sempre bello realizzare qualcosa, stare insieme. Poi abbiamo anche molti bimbi e quindi facciamo qualcosa e tutti insieme abbiamo realizzato un po'. L'anno scorso è andata bene, quest'anno ci abbiamo... Possiamo dire che la festa a San Piero Patti inizia molto prima, perché inizia proprio con la preparazione dei carri. Sì, c'è tantissimo lavoro, quindi il tempo ci vuole. Come siete arrivati al tema, a scegliere il tema, e poi soprattutto come avete lavorato in questi mesi per realizzare questo progetto? Ma diciamo il tema è stato scelto soprattutto per i bambini perché avere molti bambini con noi abbiamo scelto un tema piuttosto bello per loro, diciamo. Poi la lavorazione è stata fatta più o meno da tutti, anche dai bambini soprattutto, che hanno aiutato a passare la carta, a colorare un po' tutto, diciamo. Come sarete organizzati per la sfilata? Ci sarà un gruppo mascherato? Speriamo intanto che il tempo sia dalla nostra parte. Poi sì, certo, siamo un bel gruppetto, soprattutto come dicevo prima l'intento è far divertire i bambini e far divertire un po' tutti gli ospiti del paese. C'è grande attesa ogni anno per il carnevale qui a San Piero Patti? Sì, non vediamo l'ora. Un carnevale che cresce anno dopo anno, un carnevale che cerca di coinvolgere tutto il comprensorio, e questo in particolare nella giornata del Carnevalone. Sì, il sabato giustamente, poi saremo tantissimi, anche molti di fuori, quindi sarà una grande festa. Salve! Ma voi da dove arrivate? Noi da qua, da San Piero Patti. Avete portato i vostri figli? Sì. Una bella giornata di festa per i più piccoli? Per i più piccoli, sì. Quindi il carnevale unisce tutti, piccoli e grandi? Sì. Suo figlio dov'è? Sta correndo come un pazzo. Che maschera? Da Batman è vestito. Sì, una bella festa. Mia sorella. Allora, come si chiama? Vittoria. Il carnevalino dedicato ai più piccoli, un'occasione per far divertire anche loro, e poi ci sarà l'appuntamento per i più grandi. Sì, certo, questa sera. Mio nipote. Il carnevale di San Piero Patti cosa rappresenta? Rappresenta fantasia, amicizia e molto divertimento, molto divertimento. Come si chiama lei?
Elisabetta. È sua figlia? Sì. Quanti anni ha? Quasi 2. Quasi 2. Ma si sta divertendo? Sì, sì, tantissimo. Cosa ne pensa del carnevale di San Piero Patti? È bellissimo il carnevale, siamo famosi per questo e continueremo ad esserlo. Ci si diverte, piccoli e grandi? Sì, vi consiglio di venire tutti perché c'è divertimento per ogni fascia di età. Coriandoli per tutti? Coriandoli per tutti, sì. Come si chiama la piccola? Clara. Quanti mesi ha? 18. Allora, un abito particolare? Da coniglietta. Il trucco l'ha realizzato lei? Sì, sì, io a casa. Cosa ne pensa del carnevale di San Piero Patti? Sappiamo che è molto atteso questo appuntamento. Sì, sì, infatti, peccato quest'anno è il tempo, però spero si sistemi soprattutto per questi ragazzi che si sono impegnati tanto. Oggi tocca a loro, ma poi ci saranno le sfilate per i più grandi. Speriamo di sì, dai. Sì, siamo pronti. Oggi è la giornata dedicata ai più piccoli, però si divertono, sono in allegria, per fortuna in questo bel posto al coperto perché visto che il tempo non ci sta aiutando, speriamo che domani sia meglio, però meno male, meno male. E chi ha portato suo figlio? Allora, uno è qui, Nicole, uno è Nicole e l'altro è Lorenzo. Lorenzo, vieni qua. Non viene. Cosa rappresenta per voi il carnevale? Ci si diverte, si sta in allegria e loro si divertono, cosa principale. Adesso ci sono le sfilate, magari c'è il carnevalone, vi vedremo ancora protagonisti del carnevalone? Assolutamente sì, perché è una tradizione prettamente sanpietrina il carnevalone e sarà, diciamo, bello come tutti gli anni. Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai? Emma, ho 9 anni. Che costume indossi? Ghepardo. E tu come ti chiami? Quanti anni hai? Antonino, ho 9 anni e indosso l'ape. Noemi Sacca e ho 9 anni e mezzo. E indosso il vestito di drago o coccodrillo, non lo so. Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai? Clarissa, ho 7 anni. Qual è il tuo costume? Angel. Io mi chiamo Sofia e ho 9 anni e il mio costume è d'ape. Beatrice, 9 anni, piratessa. Piratessa. Quindi sei una pirata? Sì. Oh, buona, diciamo, dai. Io mi chiamo Nicole, ho 9 anni e mezzo e sono vestita da ghepardo. Ma vi state divertendo? Sì, tantissimo. Vi piace quindi il carnevale? Sì! Allora salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, li salutiamo? E oggi il carnevalino dedicato ai più piccoli. Sì, oggi è la giornata dei bambini e dopodiché sarà il turno dei carri. Avete realizzato quest'anno questa tensostruttura, un'idea per permettere ai bimbi di divertirsi anche con il maltempo. Sì, è stata un'iniziativa di alcuni ragazzi di San Piero che noi abbiamo supportato per quello che è stato possibile, perché comunque ci permette di essere più a norma con tutto quello che è la sicurezza ed avere uno spazio più grande dedicato un po' a tutti. Dice signora, a San Piero Patti c'è il carnevalino ma c'è anche il carnevalone. Esatto, il carnevalino per i più piccoli, il carnevalone per i più piccoli ma anche per i più grandi. Un evento tutto caratteristico di San Piero Patti, il sabato dopo le ceneri, un'antica tradizione del nostro territorio che ci piace condividere con tutti voi. Sindaco, adesso ci godiamo questo carnevalino, ma poi ci sarà il carnevalone a chiudere il carnevale 2026, un'edizione straordinaria. Sì, speriamo il sabato 21 febbraio questa edizione del carnevalone, naturalmente aspettiamo tutti e ci sarà la partecipazione anche di altri gruppi di fuori paese, siamo tutti qua ad aspettarvi. Start alle ore? Tra le ore 15 c'è il raduno, dalle ore 16 la partenza e poi tutto il pomeriggio fino circa alle 21 dove partirà la premiazione e poi tutti qui a ballare fino a notte fonda.
Da piccoli ci vestivamo con le cose di casa, però è sempre stato un carnevale che si è sentito, non è un carnevale così. E qui ci troviamo in compagnia di un'altra sarta storica di San Piero Patti, che naturalmente in questo periodo di carnevale è super impegnata. Certo, Ma come ogni anno. ogni anno a carnevale c'è tanto lavoro, però c'è anche la soddisfazione poi di vedere il risultato finale di questi abiti. Qui vediamo alcuni dei lavori realizzati da lei. Sì, questi sono tutti lavori realizzati da me, questo negli anni passati. Questo invece è il bastoniere che il comune ha realizzato per la sfilata che tempo permettendo. Quindi questo è il costume storico. Il costume storico di San Piero Patti. Ci parli un po' del suo impegno. Lei inizia da tanto tempo prima a realizzare gli abiti. Quanti mesi prima si inizia? Sì. Dipende da quello che c'è oggi, ma c'è poco, non è come una volta si faceva tutto a mano, perciò si lavorava tanto. Ora tanti li ritirano, perciò si lavora meno. Comunque c'è sempre, le cose belle sono sempre diverse da quelle che si ritirano. Quindi lei continua a lavorare in questo periodo? Sì, per poco tempo, perché poi vado in pensione e non ne voglio sapere più. Ma da quanti anni fa la sarta? Io da 60 anni. Complimenti, 60 anni di impegno. Qui sempre a San Piero Patti? Sempre a San Piero Patti, sì. Sì, sono stata 3 anni a Roma per un corso, ma poi mi sono ritirata a San Piero e da quando sono rientrata a San Piero che lavoro qui. C'è tanta passione in lei? Sì, tanta. È una cosa che faccio proprio perché mi piace, lo faccio proprio con amore. Ma ci parla un po' dell'abito, come si inizia? Si inizia nel disegnare l'abito su carta e poi? Su carta si fa il modello e poi si taglia e poi si deve cucire. E ci vuole un po' di bravura perché tutti li sanno fare, però dipende come li fanno. Io ci metto la precisione. Ogni abito quindi è poi diverso, è un'opera di artigianato? Certo, tutto artigianato, tutto fatto a mano, tutto. Quanti abiti sta realizzando per questa edizione? Più o meno ha tenuto il conto? No, quest'anno non molti, saranno una ventina. Ventina sono sempre tanti. Sì, certo, dipende. Però per il carnevale che c'è a San Piero, che è un carnevale sentito, diciamo che sono pochi. Ecco, ma lei se lo ricorda il carnevale di tanto tempo fa, quando era piccola, se lo ricorda come si svolgeva il carnevale? Ma a San Piero il carnevale si è sempre sentito veramente. Da piccoli ci vestivamo con le cose di casa, però è sempre stato un carnevale che si è sentito, non è un carnevale così. Si sente proprio, si sente l'aria, anzi quest'anno un po' meno, però diciamo che c'è sempre quella atmosfera carnecialesca che fa piacere. Gli abiti vengono utilizzati non solo per le sfilate dei carri allegorici, ma anche per i balli, per le serate danzanti. Sì, anche per le serate. Ora di meno, ripeto, però una volta si andava solo elegante, ora si va in jeans, si va come si vuole, non c'è l'etichetta che c'era una volta era diverso. C'è un po' di nostalgia del passato? A volte sì. E qui siamo in compagnia di una sarta da tanti anni, il suo nome? Sì, Tania, mi chiamo Tania. Signora Tania, lei si occupa da tanti anni anche del carnevale perché realizza molti abiti che poi sono presenti in queste giornate di festa, ma anche molto attese. Sì, molto attese, è una passione che ho da tanto tempo, più di 30 anni, realizzo dei costumi che poi vengono usati per le serate, per ballare, in più per i gruppi, per la sfilata del carnevale, diciamo, sì. Essendo un costume un po' particolare, non abbiamo trovato subito delle cose specifiche che ci servivano. Dopo tante prove abbiamo usato dei tubi dell'idraulico, e poi abbiamo usato delle filo della pesca e poi abbiamo usato quella spugnetta che si usa per l'imballaggio. Tutte queste cose però sono venute fuori. Molta creatività nel realizzare questi abiti. Ecco, per fare i costumi si deve essere creativi, se no non va. Io ad esempio sono una sarta, però non ho mai frequentato una sarta, non ho fatto scuole, non ho fatto niente, sono un autodidatta. Ci sono arrivata per passione a quello che riesco a realizzare.
Sappiamo che i costumi vengono utilizzati anche prima delle sfilate del Carnevale di San Piero Patti, perché ci sono le serate danzanti e sono tutte a tema. Qui a San Piero si inizia il giovedì e si finisce il martedì e le serate vengono infatti usate i costumi che vogliono, diciamo, in base al tema che vogliono creare. C'è un pizzico di competizione, sana competizione. Sana competizione però, sana competizione. Poi nel gruppo c'è sempre la collaborazione perché ognuno mette del suo, ci sono i miei collaboratori qua, ci sono altri che mi aiutano, non si può fare da soli. Ognuno poi ha la sua creazione e Mostra qualche abito, qui cosa abbiamo? E allora, questo diciamo si capisce forse, non so, è un uovo, un uovo che si sta aprendo. Qua questo viene messo in testa, quello è la dea del sole. E poi lì abbiamo la fenice, perché questo è il tema che abbiamo noi per la sfilata. E i vestiti, diciamo, con le fiamme che rappresentano sempre il tema della fenice. Sappiamo che c'è tanto lavoro dietro e non si guarda l'orologio. No, si fanno nottate fino alle 3, dipende, perché poi uno inizia presto, però poi non so perché si riduce sempre uno all'ultimo, perché ci sono sempre dei ritocchi da fare, infatti ci sarà per oggi, domani mattina sicuro ancora, però poi c'è la soddisfazione del risultato che si ottiene. E qui troviamo le aiutanti della sarta. I vostri nomi e qual è il vostro ruolo? Allora, io sono Vera, sono un po' la referente, un po' la rappresentante del gruppo, ma in realtà non c'è un leader, quindi abbiamo tutti dei ruoli assolutamente diversi che siamo riusciti a gestire in maniera assolutamente coordinata, e loro sono le braccia, veramente il motore di tutto il lavoro che abbiamo fatto, perché con Sarta, che diciamo è il nostro punto di riferimento ormai da anni, per me, ovviamente anche per altre attività, perché è la sarta, assolutamente, è la sarta, non una sarta, e loro assolutamente hanno permesso la realizzazione di questi bellissimi abiti, che voglio precisare sono abiti creati anche attraverso dei materiali assolutamente riciclati, quindi abbiamo utilizzato tubi dell'acqua, bacchette cioè abbiamo utilizzato una serie di materiali proprio anche per rendere un pochino, dare importanza anche al tema dell'ambiente e della sostenibilità, e oltre al fatto che voi ovviamente avrete un effetto sorpresa, perché su questi vestiti hanno lavorato e ci saranno appunto degli effetti che così apparentemente non si vedono, quindi ci saranno anche delle dinamiche importanti, e loro sicuramente hanno reso possibile tutto questo. Quindi... Ma da tanti anni partecipate al Carnevale? Diciamo di sì, sono tanti anni, è sempre un modo per stare assieme, per socializzare. Sì. È un momento di allegria e di festa. Esatto. Sì, perché poi la preparazione del Carnevale è la parte forse più bella. La sfilata poi è il risultato di tutto il lavoro, ma la preparazione è sicuramente per noi una possibilità, un'occasione per stare assieme, scherzare, mangiare, bere, quindi sicuramente in queste giornate un po' uggiose, no? Quindi siamo sempre in inverno, questa sicuramente è un motivo forte che ci accomuna e ci tiene sempre in contatto tra di noi. Non guardate orario? No, assolutamente. Fino a stanotte abbiamo cucito. Lei da quanti anni partecipa al Carnevale? 3-4 anni, perché io non sono di San Piero, mi sono trasferita a San Piero, però sono felicissima di stare a San Piero. Entrate subito nell'atmosfera. Sì, con lei. Non resta altro che dare anche l'appuntamento al Carnevalone, perché poi sarà il momento per far festa insieme a tutto il circondario. Assolutamente sì, non mancate, venite assolutamente a San Piero Patti, anche perché quest'anno Carnevale storico, quindi ce lo siamo meritati, lo sentiamo dentro nelle vene, e siamo poi la cosa bella del nostro Carnevale è che davvero unisce qualsiasi età. Ecco, questa è la cosa più bella, dalla bambina alle prime armi alla persona un po' più adulta, quindi sicuramente sarà una bellissima festa, e quindi vi aspettiamo a San Piero.
quest'anno per il Carnevale di San Piero Patti anche una mostra allestita proprio qui in centro, in piazza. Sì, infatti abbiamo pensato di rievocare i vecchi costumi, i costumi fatti dalle sarte. Ci sono dei costumi anche di 30 anni fa. La mostra l'apriremo a momenti ed è caratterizzata proprio dalla parte storica di costumi fatti dalle sarte del luogo, dalla signora Lina Benfatta, dalla signora Tania Fallo, anche dalle sarte, diciamo, le mamme a casa che hanno cucito dei vestiti per le loro figlie, per loro stesse. Abbiamo pensato quest'anno insieme al sindaco e agli assessori di appunto far rivivere questa parte dei costumi di una volta. Ecco, questo è stato il motivo per cui stiamo allestendo questa mostra. Ogni anno i costumi rappresentano un ruolo fondamentale del Carnevale qui a San Piero Patti. Sì, infatti diciamo che è una peculiarità proprio del Carnevale sampietrino, la cura, i dettagli negli abiti proprio cuciti dalle mani abili delle sarte del posto. Ecco, abbiamo pensato con questa mostra di dare luce di nuovo dopo tanti anni a dei costumi che non sono datati, ecco, però hanno parecchi anni di vita, insomma. E ancora oggi alcuni costumi vengono realizzati in maniera artigianale dalle sarte? Sì, sono tante le sarte in paese che si cimentano, insomma, in questo periodo nella creazione di abiti. L'auspicio è che quest'arte possa continuare. Sì, ce lo auguriamo, ecco, che le nuove generazioni si possano appassionare a quest'arte, ecco, così particolare e rara oggigiorno, ecco. Sappiamo che l'amministrazione comunale ha messo anche un premio per i costumi più belli. Sì, appunto, come ogni anno, perché la parte diciamo artistica viene molto valorizzata ogni anno da questo carnevale storico, che abbiamo avuto finalmente questo riconoscimento grazie al vice sindaco Di Bella. Quindi vi aspettiamo per venire a visitare questa mostra e vi aspettiamo per il nostro carnevale storico sampietrino. Quindi la mostra sarà visitabile sino a quando? Fino a domenica prossima, quindi fino al 22. Qui abbiamo uno dei costumi in mostra, ce lo può presentare? Sì, diciamo che sono un po' di parte, perché questo è un costume che è stato cucito interamente da mia mamma, che per tanti anni insieme ad altre, insomma, signore del paese si è cimentata per il carnevale, insomma. Questo è un costume che rappresenta una ballerina di Moulin Rouge. Che anni ha questo costume? Circa 30 anni, sì, qualche annetto in meno, ecco, ma quasi tutti. Presidente, qui abbiamo un altro costume molto antico. Sì, questo è di circa 30 anni fa, è stato fatto dalla signora Lina Benfatta, credo che l'abbiate conosciuta in questi giorni, una delle sarte storiche del nostro paese, rappresenta la farfalla. Come vedete sono costumi molto curati, pieni di lustro, perché sono dei costumi particolari e la cosa caratteristica di ogni costume fatto dalle nostre sarte è l'unicità, perché ogni costume, anche se ce ne sono diverse copie, diventa però unico perché è fatto su misura su ogni persona. Quindi questo è uno dei più antichi. Questo è un altro fatto circa, me l'ha consegnato una signora del luogo che da tantissimi anni cuce costumi anche lei, la signora Saltafosso, e la Dea Bendata. È un costume che risale a circa 35 anni fa, fatto 35 anni fa, quindi molto caratteristico, anche questo fatto da un gruppo di almeno 10-12 signore. Mentre qui in mano abbiamo una maschera. Una maschera, questi sono i premi che quest'anno il sindaco insieme all'amministrazione hanno scelto per premiare sia i gruppi mascherati sia i carri, per avere un bel ricordo, ecco, di questa 39esima edizione. E sappiamo che poi c'è un premio che viene invece trasferito anno dopo anno. Sì, anno dopo anno viene trasferito dal miglior gruppo al miglior gruppo mascherato, dal miglior carro al miglior carro vincente di quest'anno.
Qui abbiamo altri 2 costumi. Questi sono stati realizzati da un'altra sarta molto molto famosa, diciamo, nella nostra comunità proprio per le sue abili mani, Tania Fallo. La particolarità di questo è che è stato realizzato interamente con materiale da riciclo, quindi non classica stoffa, ma proprio buste in plastica, proprio appunto materiale da riciclo. Mentre qui abbiamo una sirena. Sì, questa è una sirena che invece proprio è stata realizzata interamente a mano, in questo caso in stoffa comunque. Quindi un altro abito unico. Sì, sicuramente quello che ci contraddistingue è proprio l'unicità, la creazione di questi abiti interamente dal modello alla realizzazione. Il carnevale a San Piero Patti è molto sentito, vice sindaco. Assolutamente, è una delle feste più sentite dalla nostra comunità e soprattutto una delle feste che i sanpietrini hanno la voglia di condividere con tutti. È uno spettacolo a tutto tondo e stiamo preparando un ricco programma di appuntamenti che non vediamo l'ora di condividere con tutti voi. Un appuntamento che cresce anno dopo anno. Intanto avete ottenuto recentemente il titolo di carnevale storico, quindi una grande soddisfazione per tutta l'amministrazione ma anche per tutti i cittadini. Esatto, un titolo molto importante per l'edizione 2025, riconoscimento dal Ministero della Cultura per la sua tradizione, per tutto il percorso che è stato fatto in questi anni, un grande lavoro che premia tutto ciò che è stato fatto dall'amministrazione comunale, dai carristi, tutto fatto proprio per premiare il lavoro che c'è stato in questi anni, per valorizzare questa manifestazione e questa tradizione molto sentita dal nostro territorio. Vediamo che i carri vengono realizzati un po' ovunque, in particolare qui nel capannone comunale. Sì, questa cosa è stata molto importante, era un'esigenza sentita dai carristi ed è stato uno dei primi impegni della nostra amministrazione comunale, quella di dare un luogo, una base dove i carristi potevano riunirsi per fare i carri, ed è molto importante perché già hanno un posto dove potersi organizzare, dove anche poter avere dei momenti di convivialità, dove scambiare idee, suggerimenti e poter lavorare ai carri. Vediamo che ci sono tanti personaggi, carri che crescono anche in dimensioni, quindi un carnevale che cresce in tutti i sensi anno dopo anno. Esatto, poi la maestria dei nostri carri sono gli effetti speciali, i movimenti, anche perché ci sono diversi premi che vengono dati ai carri, fra cui i costumi, gli effetti speciali, il miglior carro e la migliore lavorazione di cartapesta. Quindi ogni gruppo e ogni carro cerca di spingersi in ogni ambito, sia per creare il miglior carro, che non è solo la lavorazione della cartapesta, ma deve essere migliore su tutti gli aspetti, che come dicevamo è anche dal punto di vista della cartapesta, della coreografia, degli effetti speciali, dei costumi, e poi nelle singole categorie. Quindi è un po' anche questa la caratteristica dei carri di San Piero. Tra i costumi ce n'è uno in particolare che rappresenta poi il carnevale di San Piero Patti. Esatto, una figura tipica antica del nostro carnevale, un mascheraro, che è una figura che accompagnava le maschere e le portava nelle sale da ballo. Adesso il carnevale ci sono dei veglioni che partono il giovedì grasso, si concludono il martedì per poi riprendere il sabato con il carnevalone, questa usanza tipica solamente di San Piero, ma una volta non c'erano questi grandi veglioni, si utilizzava fare delle feste nelle singole case e quindi si invitavano i partecipanti che venivano in maschera, ma per questioni di sicurezza ovviamente si partecipava vestiti in maschera, non si sapeva chi venisse in casa, e quindi questa figura era da garante che assicurava
assicurava che le persone che stavano per entrare in casa erano delle persone sicure. Questo abito con il mantello, con i maccheroni in urinale, questo vestito un po' bislacca, era la nostra maschera tipica. Si lavora per rendere il carnevale di San Piero Patti sempre un carnevale più allargato, e il carnevalone di sabato prossimo sarà proprio l'occasione per vedere tanti visitatori che arriveranno da varie parti della provincia e non solo, ma anche per vedere i gruppi e i carri degli altri comuni limitrofi. Certo, si cerca di fare comunità, perché il nostro carnevale è questo, è voglia di divertirsi insieme, divertirsi in sicurezza, in allegria e fare festa. Per questo noi stendiamo l'invito a tutti i paesi limitrofi, sia per i carri e i gruppi per far festa con loro, ma sia anche ai visitatori. Poi noi offriremo anche i tipici maccheroni, che sono il piatto tipico della nostra tradizione, li farà la bravissima Luciana, e come sempre noi li offriremo in maniera gratuita, perché il nostro spirito è quello della condivisione, di un momento di festa tutti insieme, perché questo è lo spirito del nostro carnevale: divertimento, allegria e spensieratezza tutti insieme. E buon cibo, perché poi oltre ai maccheroni ci saranno le attività del territorio che proporranno nei loro menù tanti altri piatti. Esatto, perché poi San Piero Patti è riconosciuto per la gastronomia e per il buon cibo, e quindi il carnevale è proprio l'espressione massima del talento, della gastronomia, del genio, noi lo chiamiamo del genio San Pietrino. È la festa proprio più sentita dalla nostra comunità. Il paese per una settimana si ferma attorno a questa festa, che per noi è una tradizione che cerchiamo di custodire e di portare avanti, dai piccoli bambini che praticamente sentono e iniziano a imparare il significato di portare avanti questa tradizione, che si vestono, vengono qui dove si fanno i carri, vogliono contribuire con la lavorazione della cartapesta, imparano come si lavora la cartapesta, come si dipinge, ai ragazzi che portano sulle spalle il peso della lavorazione di questi carri, che non è facile, ai più grandi che praticamente danno una mano con i consigli, ma alle famiglie che veramente noi dobbiamo ringraziare, che sostengono questi ragazzi anche economicamente, all'amministrazione che cerca di dare il suo contributo, che fa di tutto per rendere tutto più agevole, che dà la sua mano, dà il suo contributo, che organizza il tutto affinché si svolga tutto in sicurezza, e cerca di dare il suo supporto a tutta la comunità che si spende affinché questa manifestazione riesca nel migliore dei modi. E torna il carnevale di San Piero Patti. Tra gli appuntamenti più importanti vi è certamente il carnevalone, che è un carnevale di tutta la comunità, di tutto il circondario. Sì, diciamo che ogni anno questa tradizione va avanti già da parecchio tempo, è molto gradita anche nei dintorni, perché abbiamo l'onore e il piacere di ospitare anche i carri e gruppi di paesi qui limitrofi a San Piero Patti, Raccuia, Oliveri. Gli altri anni c'è stata grande partecipazione, Montalbano. Quest'anno, almeno fino a questo momento, già abbiamo avuto le adesioni, e quindi sarà anche quest'anno un carnevalone di comunità vicine. L'appuntamento è per sabato prossimo? Sì, giorno 21 febbraio. Sì. Quale sarà il programma di questa giornata? E allora inizierà naturalmente la sfilata, che si snoderà per tutte le vie del centro del nostro paese. Poi si arriverà in piazza, si degusteranno come ogni anno il piatto tipico del carnevale San Pietrino, quindi i maccheroni a sugo offerti un po' per tutti i partecipanti, e poi seguiranno le premiazioni di tutti i carri, i gruppi, sia quelli là nostri, i carri di San Piero Patti, che anche quelli dei gruppi e carri ospiti. Il carnevale è molto sentito da tutta la comunità, si parte già molto
tempo prima sia per la preparazione dei carri allegorici e poi ci sono le serate danzanti. Sì, allora sì, qui quest'anno alcuni ragazzi effettivamente hanno iniziato prima, a novembre avevano già iniziato a preparare un carro, loro sono stati un po' più previgenti, diciamo, e poi naturalmente quest'anno come ogni anno d'altronde si balla nelle sale, quest'anno è stato allestito anche da alcuni ragazzi un bellissimo palatenda per, diciamo, adeguarsi anche alle normative che ci sono in vigore giustamente, e quindi c'è l'opportunità di essere anche un po' di più e di ballare in questo palatenda che è molto bello. L'invito è quello di venire quindi qui a trascorrere qualche ora di spensieratezza, ne abbiamo davvero bisogno, quindi San Piero Patti porta avanti la tradizione di questo carnevale che poi è un carnevale storico. Sì, allora l'anno scorso per il 2025 abbiamo avuto l'onore per la prima volta di avere questo riconoscimento da parte del Ministero della Cultura di carnevale storico, e speriamo, grazie anche alla collaborazione di tutti coloro che partecipano alla manifestazione, di chi prepara i costumi, di chi prepara i carri, e anche un po' diciamo del clima che si crea attorno a queste giornate del nostro carnevale. È una tradizione che dura da tantissimi anni, come diciamo spesso le persone, infatti ho salutato poco fa degli amici che vengono da fuori paese, perché comunque la gente prende le ferie a carnevale per ritornare a San Piero Patti, per vivere un po' questa armonia, ed è quello che noi lavorando ogni giorno per questa manifestazione non vogliamo far perdere, proprio la tradizione della cultura, delle nostre origini, che comunque sia grandi che piccoli ogni anno rivivono. Non resta altro quindi che rinnovare l'invito per il Carnevalone che cade appunto nella giornata del prossimo sabato, quindi una giornata dove non ci sono altri eventi in giro, quindi tutti potranno venire qui a divertirsi, a trascorrere qualche ora in allegria, ma soprattutto anche di gustare poi delle specialità locali offerte dalla gente, dai ristoratori, dalle tante attività che insistono sul territorio. Sì, e anche questo diciamo che è promozione, è una manifestazione che promuove il nostro territorio, e naturalmente oltre ai maccheroni offerti dall'amministrazione comunale ci saranno in tutte le attività, ognuno farà sicuramente qualcosa di buono da poter far degustare alla gente.